Buongiorno a tutti. Cominciamo il Consiglio con l'appello, grazie. Buongiorno a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Presente. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Zia Paolo. Canta Elisa. Assente. Di Vece Daniela. Presente. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele. Finotto Alberto. Guglielmini Pierino. Battistutta Diego. Sì, assente, giustificato. Tamassia Evaristo. Presente. Marchesan Rocco. Boso Arianna, assente, giustificata. Boatto Giuseppe. Presente. Miollo Carlo. Presente. Basolino Antonio. Presente. Sono presenti anche gli assessori esterni, Antelmo Luca. Sì. Berardo Giampietro. Doretto Catiuscia. Presente. Monerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori il consigliere Boatto, il consigliere Baso e la consigliera Di Vece. Cominciamo con il punto 1 all'ordine del giorno, relazione all'assessore Berardo. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sostanzialmente si tratta di una modifica dell'articolo 11 relativo al regolamento per la disciplina delle attività rumorose. Attualmente recita così. L'uso di altoparlanti su veicolo ai sensi di quanto previsto dal regolamento del codice della strada con emissioni sonore emesse comunque a volume moderato e tali da non determinare disturbo alla quiete pubblica è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 e questa è l'aggiunta. Per tale attività dovrà essere presentata richiesta di nulla osta tramite PEC, riportando i periodi e gli orari di svolgimento. Il nulla osta verrà rilasciato previo pagamento del relativo canone, come disciplinato dagli articoli 5 e 31 del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Grazie. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Sì, buongiorno a tutti, esprimiamo voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità? Sì. No. Hai votato? No, non importa. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, approvazione della variante 26 al piano degli interventi di recepimento, accordo di pianificazione ex articolo 6, legge Regione Veneto numero 11/2004. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Premessa che con delibera del Consiglio Comunale 37 del 25 giugno 2024 è stata accolta e approvata la proposta di accordo di pianificazione formulata dalla ditta Caorlemare, proprietaria dell'area sita in Porto Santa Margherita denominata ex Garuda, che contempla un intervento di riqualificazione complessiva dell'area finalizzato a realizzare un complesso edilizio residenziale pari a 3.900 m² di superficie utile, con altezza di massima di 11 metri, prevedendo altresì che il 10% sia destinato alla realizzazione di alloggi edilizia convenzionata. Premesso che col medesimo provvedimento consigliare è stata adottata la variante al piano interventi numero 26, dato atto che la variante è stata pubblicata e messa in visione al pubblico e non sono pervenute osservazioni, che il Genio Civile ha espresso parere favorevole, che il Consorzio di Bonifica ha espresso parere favorevole, che l'unità organizzativa VAS Vinca ha espresso parere di non assoggettare alla procedura di VAS la presente variante, dato atto che la ditta si è obbligata a dare attuazione alle previsioni della variante urbanistica entro i termini di 12 mesi dall'approvazione della stessa, si chiede di deliberare e approvare la variante numero 26 al piano di interventi. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, riguardo del punto esposto parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
Unanimità. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. L'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, numero 296, stabilisce che le delibere relative alle tariffe e alle aliquote di competenza degli enti locali devono essere approvate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso contrario, si intenderanno prorogate le tariffe e le aliquote dell'anno precedente. Queste delibere avranno efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In riferimento all'IMU, l'articolo 1, comma 757 della legge 27 dicembre 2019, numero 160, prevede che le delibere di approvazione delle aliquote siano redatte utilizzando l'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 ha introdotto l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto presente nel portale del federalismo fiscale a partire dall'anno 2024. Con il decreto legge 132 del 2023, l'entrata in vigore dell'obbligo di tale prospetto è stata posticipata all'anno 2025, date le criticità riscontrate dai comuni nell'elaborazione dello stesso. Il prospetto delle aliquote IMU, contenuto nella delibera di approvazione delle stesse, seguendo le modalità disposte dal decreto del Ministero citato, deve essere pubblicato nel portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione, entro il 28 ottobre, si applicheranno le aliquote base, previste dai commi da numero 748 al 755 del citato articolo 1 della legge 160 del 2019. Come da prospetto allegato alla presente proposta di delibera, per l'anno 2025 le aliquote IMU non subiranno alcuna variazione. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Sì, grazie. Anche noi esprimiamo voto di astensione. Perfetto. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto 5 del 4 dell'ordine del giorno. Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvazione delle modifiche. Relazione all'assessore Montisano. Grazie. Con la deliberazione consigliare in oggetto si propone la modifica del regolamento relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. In particolare si introduce la disciplina relativa alla pubblicità sonora, che viene sottoposta a regime dichiarativo, previa richiesta di nulla osta da presentare all'Ufficio Ecologia. Non sarà necessario presentare una domanda che comporti il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ufficio competente. Al fine di individuare le fattispecie di pubblicità sonora soggette a regime dichiarativo, all'articolo 5, comma 8 del regolamento vengono inserite le seguenti lettere. Impianti amplificatori, pubblicità sonora, previa richiesta di nulla osta da presentare all'Ufficio Ecologia. Tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del decreto legislativo 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa. Parallelamente all'articolo 31, comma 1, si indicano i casi in cui le fattispecie appena introdotte vengono ritenute abusive, che corrispondono al mancato rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio Ecologia e alla mancata presentazione della dichiarazione. Al comma 3 dello stesso articolo viene specificata la quantificazione dell'indennità nel caso di occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbali redatti dagli organi di polizia locale, ovvero dai soggetti di cui alla legge 296 del 2006, articolo 1, comma 179, ovvero rilevate dai soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale concessionario.
L'indennità sarà pari al canone dovuto, aumentato del 50% in caso di occupazione di suolo pubblico, mentre non vi sarà alcun incremento percentuale nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari. Sono presenti inoltre altre modifiche che riguardano unicamente adeguamenti e correzioni a causa di errori materiali presenti nella previgente versione del regolamento. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo voto favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto 5. Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Caorle. Approvazione, modifiche. Relazione all'assessore Montisano. Grazie. Con la legge 111/2023 è stata conferita al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale e al fine di dare attuazione alla stessa sono stati emanati una serie di decreti legislativi riguardanti le disposizioni in materia di adempimento collaborativo, le modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti, la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, la revisione del sistema sanzionatorio e la riforma della riscossione. I nuovi istituti previsti sono entrati direttamente in vigore, senza la necessità di un immediato adeguamento regolamentare e quindi senza pregiudizio nei confronti dei contribuenti e degli uffici comunali preposti. Tuttavia è necessario adeguare il regolamento delle entrate tributarie del Comune di Caorle agli istituti riformulati, abrogati o modificati, revisionando altresì alcuni elementi che necessitavano di essere adeguati alla prassi. Si sono effettuati adeguamenti a seguito della riforma dello Statuto del contribuente e sono stati eliminati i richiami agli istituti del reclamo e della mediazione a seguito della loro abrogazione. È stato inserito l'articolo 9 bis, tutela dell'affidamento e della buona fede, errori del contribuente, che ribadisce il principio cardine della collaborazione e buona fede su cui si impronta il rapporto tra amministrazione e contribuente. In merito al diritto di interpello, all'articolo 12 si mantiene il termine di 90 giorni per la risposta da parte dell'amministrazione, mentre si rende esplicita sia la sospensione del termine tra il 1° e il 31 agosto che l'obbligo di risposta nel caso in cui sia necessario il parere preventivo da parte di altra amministrazione e questa non lo fornisca entro 60 giorni. All'interno del medesimo articolo si corregge la nullità degli atti con l'annullabilità degli stessi nel caso in cui siano adottati in modo difforme dalla risposta espressa o tacita dell'amministrazione. Viene specificata la gratuità della presentazione dell'istanza di interpello. Viene riproposto l'istituto dell'accertamento con adesione, coordinandolo con il nuovo istituto del contraddittorio preventivo. Quest'ultimo è stato introdotto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 bis dello Statuto del contribuente e prevede l'obbligo del Comune di instaurare con il contribuente un contraddittorio preventivo informato ed effettivo, prima della notifica dell'avviso di accertamento, a pena della sua annullabilità. La sua attuazione prevede la notifica di uno schema di provvedimento con il proposito di rendere il contribuente edotto delle motivazioni e dell'oggetto della pretesa tributaria, concedendogli 90 giorni per presentare le proprie controdeduzioni, di cui l'amministrazione comunale dovrà obbligatoriamente tenere conto in sede di motivazione. Il successivo avviso di accertamento non potrà essere adottato prima dello scadere del termine di 60 giorni. La compartecipazione del contribuente al procedimento accertativo del Comune rappresenta una novità assoluta. Rimangono esclusi dal contraddittorio preventivo quegli atti la cui emissione si fonda su dati certi, precisi e incontrovertibili, in quanto direttamente desumibili da banche dati a disposizione dell'ente o dalle dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti. Con l'inserimento dell'articolo 28, chiarezza e motivazione degli atti, si rafforza l'obbligo di motivazione degli atti tributari per ottenere un risultato bilanciato tra l'esigenza di efficienza dell'attività amministrativa e la salvaguardia del diritto di difesa del contribuente.
Gli atti tributari devono indicare in modo preciso i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che li hanno determinati. La motivazione riportata non può essere successivamente modificata o integrata se non attraverso l'emanazione di un ulteriore atto. Durante il contenzioso, l'amministrazione è inibita dall'allegazione di nuovi mezzi di prova della medesima pretesa tributaria. Viene introdotto il divieto di bis in idem nel procedimento tributario, ovvero il diritto del contribuente di essere gravato per ogni periodo di imposta da una sola procedura. In sostanza, l'ente potrà esercitare l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo di imposta con riferimento al medesimo immobile. A seguito della modifica del quadro normativo di riferimento, l'istituto dell'autotutela rappresenta una novità rilevante nel panorama tributario. L'istituto non sarà più incentrato sul potere discrezionale dell'amministrazione di annullare i propri atti in autotutela e sulla non impugnabilità del diniego all'esercizio di tale potere. Il potere di autotutela è stato potenziato e reso obbligatorio in caso di errori manifesti nell'esercizio dell'attività impositiva, al fine di ripristinare un rapporto di correttezza tra fisco e contribuenti, ma anche con un intento deflattivo del contenzioso. Fuori dall'ipotesi di autotutela obbligatoria si riconosce all'amministrazione un generalizzato potere di autotutela facoltativa, esercitabile anche d'ufficio e in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, quando ricorrono casi di illegittimità o infondatezza dell'atto dell'imposizione. Il provvedimento di diniego espresso dall'ente diventa ora impugnabile, sia in caso di autotutela obbligatorio che in caso di autotutela facoltativa. Vengono disciplinati specificatamente i casi in cui è necessario procedere all'annullamento in tutto o in parte di un atto già emanato, senza necessità di specifica richiesta del contribuente. In merito all'istituto della dilazione viene ammesso il cumulo di più importi derivanti da somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, relative al medesimo tributo. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile. Viene introdotta anche la richiesta di compensazione, che può essere fatta anche successivamente al termine del versamento oggetto di compensazione, e viene precisata che la compensazione non può avvenire tra tributi comunali diversi. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 6. Approvazione documento unico di programmazione 2025-2027, relazione all'assessore Montisano. Grazie. Il DUP è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Al suo interno contiene le indicazioni per ogni singola missione e programma di bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Gli obiettivi individuati costituiscono la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e divengono vincolanti per gli atti di programmazione. Si compone di una parte strategica che ha come orizzonte temporale il mandato amministrativo e una sezione operativa che ha come orizzonte temporale lo stesso del bilancio di previsione. Nella sezione strategica viene analizzato sia il contesto esterno, nel quale l'ente svolge la propria attività, che quello interno, incentrato sull'organizzazione dell'ente mediante l'approfondimento delle tematiche relative all'erogazione dei servizi e alle scelte di politica tributaria e tariffaria, allo stato di avanzamento delle opere pubbliche e alle risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e di investimento. Nella sezione operativa la visione strategica si trasforma in programmazione operativa, specificando per ogni missione suddivisa in programmi la fonte di finanziamento per ciascuna di esse. Questo permette di determinare il fabbisogno di spesa della missione e dei relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, il rimborso di prestiti e gli investimenti. Contiene inoltre una parte dedicata al fabbisogno del personale, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare e il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
si è proceduto ad una nuova analisi delle linee programmatiche di mandato, identificando più chiaramente per ognuna di esse gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi. Per tali obiettivi si è inoltre proceduto ad evidenziare il relativo referente sia tecnico che politico, i quali si occuperanno di completare il programma di mandato. A decorrere dal 1 gennaio 2025, a seguito di delibera della Giunta Comunale, si procederà alla soppressione del settore segreteria affari generali e della relativa posizione dirigenziale, con la conseguente redistribuzione delle competenze assegnate allo stesso, che saranno così distribuite: al settore servizi alla persona i servizi demografici, mentre al settore finanze la segreteria generale, la segreteria del sindaco, della Giunta del Comunale, del Consiglio Comunale, contratti, assicurazioni e sinistri, il protocollo, l'archivio, i messi, il centralino e la portineria. Dalla valutazione delle presenze turistiche nel territorio, che richiede adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio, la promozione della località e l'organizzazione di eventi turistici, sportivi e culturali che richiedono adeguate risorse finanziarie, per l'anno 2025 saranno approvate nuove tariffe delle imposte di soggiorno. All'interno del DUP trova collocazione il programma triennale dei lavori pubblici, che prevede per il 2025 la realizzazione di una nuova mensa per la scuola primaria Vivaldi di San Giorgio di Livenza, euro 810.000. La riqualificazione di via Amalfi e Corso Pisa, euro 800.000. La riqualificazione di Corso Rovigno, piazza Spalato e piazza Sebenico, euro 1.100.000. Lavori di realizzazione di nuovi spogliatori dello Stadio Comunale Chigiato, euro 300.000. La manutenzione straordinaria delle strade, primo stralcio, euro 500.000. La manutenzione straordinaria delle strade, secondo stralcio, euro 550.000. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, euro 500.000. Il recupero dell'edificio 2 della Polizia Locale, euro 300.000. La manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport Vicentini, euro 500.000. La sistemazione del percorso pedonale lungo il canale dell'Orologio, euro 500.000. Il completamento del Teatro Baffile, euro 3.400.000. Per il 2026 la realizzazione di un sistema integrato e interconnesso di percorsi ciclabili in ambito intercomunale, euro 5.200.000. La realizzazione della pista ciclabile Duna Verde, euro 300.000. La manutenzione straordinaria delle scuole per adeguamento alle norme antisismiche, euro 200.000. Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi, euro 300.000. La manutenzione di alloggi ERP, euro 250.000. La realizzazione del percorso ciclabile Ponte Riello Ottava Presa, euro 1.500.000. La manutenzione straordinaria strade 2026, euro 420.000. Per il 2027 la realizzazione della pista ciclabile di Viale Panama, euro 1.100.000. La realizzazione della pista ciclabile Ponte Riello Ottava Presa, secondo stralcio, euro 2.400.000. La messa in sicurezza innesti viari lungo la strada provinciale 54, intervento 1, intersezione strada provinciale 54 con via Sansonessa, euro 600.000. Con l'approvazione del DUP, il piano triennale dei lavori pubblici si intende approvato da parte del Consiglio senza necessità di specifiche deliberazioni. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi riguarda il servizio di manutenzione del verde pubblico, il servizio di pulizia e guardiania degli edifici comunali e il servizio di gestione del centro estivo. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto votiamo favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Anche noi voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari e astenuti? Passiamo al punto 7. Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati. Relazione all'assessore Montisano. Grazie. Il bilancio di previsione 2025-2027 in approvazione questa sera è il risultato del lavoro di squadra di tutta la Giunta, coadiuvata dalla collaborazione dei dirigenti e staff dei vari settori dell'amministrazione ed è frutto di un approccio di ampia condivisione delle problematiche e strategie, con la definizione delle priorità per un impiego delle risorse disponibili efficiente ed in linea con gli obiettivi programmatici di mandato.
Il bilancio di previsione pareggia nel 2025 per euro 53.522.433,50, nel 2026 per euro 48.809.275,38 e nel 2027 per euro 48.286.775,38. Alle previsioni di competenza si affiancano per l'esercizio 2024 le previsioni di cassa. Sempre con riferimento all'esercizio 2025, le entrate tributarie ammontano ad euro 26.822.000, le entrate da trasferimenti correnti a euro 1.514.558,50, le entrate extratributarie sono pari ad euro 7.078.372, per un totale di entrate correnti pari ad euro 35.414.930,50. A fronte di queste entrate, la spesa corrente aumenta ad euro 34.589.199,50 e la spesa per rimborsi prestiti ad euro 1.277.500. Per quanto riguarda la parte investimenti, la spesa in conto capitale iscritta al titolo secondo, che ammonta ad euro 5.944.734, viene finanziata da entrate in conto capitale per euro 3.700.624 e dal fondo pluriennale vincolato per euro 2.695.410. Non è prevista l'accensione di alcun mutuo. Le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro pareggiano di euro 8.691.000. La previsione degli stanziamenti delle entrate tributarie è un aumento rispetto all'assestato 2024 di circa 2.400.000 euro. Tale incremento è sostanzialmente dovuto all'incremento delle entrate dall'imposta di soggiorno e in misura minore dall'incremento IMU e Tari. Le aliquote IMU vengono confermate e l'incremento di gettito consegue all'emersione di nuovo imponibile anche grazie all'attività di accertamento, mentre le tariffe Tari saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il prossimo 30 aprile, tenendo conto del piano finanziario già approvato dal Consiglio, del quale le tariffe devono dare integrale copertura. Per quanto riguarda l'imposto di soggiorno, l'incremento di gettito è funzionale al maggior assorbimento delle spese relative ad alcuni servizi pubblici soggetti ad incrementi direttamente derivanti da flussi turistici. Le entrate da trasferimenti registrano una riduzione rispetto all'assestato 2024 di circa 430.000 euro. Gli importi più rilevanti riguardano la riduzione del rimborso dallo Stato delle spese elettorali, che non è una reale riduzione, ma viene spostato contabilmente al titolo terzo dell'entrata. Il Fondo statale per la promozione dei servizi educativi dai 0 ai 6 anni, il contributo regionale per manifestazioni culturali e il contributo statale e comunitario relativo al progetto Summa, cui corrisponde una pari riduzione delle spese correnti. Tra le entrate per trasferimenti correnti sono compresi 2 contributi PNRR. Il primo per il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata e assistita e prevenire l'ospedalizzazione, realizzato dall'azienda speciale Domoschetta per euro 115.500 nel 2025 ed euro 66.000 nel 2026. Il secondo relativo all'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali di euro 115.064 nel 2025. Anche le entrate extratributarie registrano una flessione rispetto all'assestato 2024 di euro 367.000, dovuto ad una previsione in diminuzione delle entrate non ricorrenti. Complessivamente le entrate correnti registrano un incremento di 1.587.344,64, che consentono di finanziare la spesa corrente e soprattutto di ridurre la quota degli oneri di urbanizzazione applicata al finanziamento della spesa corrente, garantendo in questo modo un più puntuale intervento sulle manutenzioni ordinarie del patrimonio. La spesa corrente registra un incremento di circa 350.000 euro rispetto all'assestato 2024. Grazie ad un processo di razionalizzazione della spesa corrente, gli stanziamenti di spesa consentono non solo di garantire tutti i servizi essenziali dell'ente, ma anche il potenziamento del personale, già iniziato nel 2023 e proseguito nel 2024, l'incremento delle risorse destinate alla gestione del verde pubblico, al diritto allo studio e alle politiche sociali. Le previsioni 2025-2027 accolgono investimenti in avvio per circa 9 milioni di euro, di cui la quota più rilevante verrà all'avvio nel 2025. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, nel 2025 si prevedono entrate per contributi per euro 644.624,
di cui 600.000 da fondi PNRR destinati alla realizzazione della nuova mensa per la scuola primaria Antonio Vivaldi di San Giorgio di Livenza, euro 44.624 per interventi per la promozione della legalità e della sicurezza, finanziati dalla legge regionale 9 del 2002, che si concretizzeranno con l'acquisto di un'autovettura per il comando di polizia locale. Oltre ai contributi, nelle entrate in conto capitale sono previsti euro 50.000 dalla monetizzazione dei parcheggi, euro 25.000 da aree cimiteriali, euro 937.000 dall'alienazione di immobili patrimoniali, euro 500.000 da contributi straordinari e perequativi e 1.544.000 da proventi derivanti da concessioni edilizie, di cui 544.000 sono destinati alle spese correnti e 990.000 a investimenti. La spesa per investimenti ammonta nel 2025 ad euro 5.944.734. Nel 2026 sono previsti lavori di manutenzione straordinaria stradale per 420.000 euro e la realizzazione della pista ciclabile di Duna Verde per 780.000 euro. Ed infine la realizzazione della pista ciclabile di Viale Panama nel 2027 per 1.100.000 euro. Sono comunque assicurati nel triennio anche interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e delle opere di urbanizzazione in generale. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto, votiamo favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi voto contrario. Prego, capogruppo Miollo. Anche noi esprimiamo voto contrario. Benissimo. Chiede la parola il sindaco, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io credo che alcune brevissime riflessioni vadano fatte perché c'è, diciamo così, un'incoerenza anche, al di là del fatto che è giusto anche spiegare l'approvazione di questo bilancio da parte di questa amministrazione. C'è una certa incoerenza tra il voto di astensione che abbiamo appena avuto sul DUP da parte dell'opposizione, della minoranza, insomma come vogliamo definirla, rispetto poi a quello che è il bilancio. Che cos'è il DUP? È lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario la discontinuità ambientale ed organizzativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti, per cui dal DUP sfocia poi il bilancio. Da tutti gli altri documenti di programmazione, al suo interno contiene le indicazioni per ogni singola missione e programma di bilancio, come dicevo, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Gli obiettivi individuati costituiscono la declinazione annuale e pluriennale degli esercizi generali e divengono vincolanti per gli atti di programmazione. Era questa la premessa che leggeva l'assessore al bilancio proprio al documento unico di programmazione, che è il documento strategico. È l'origine poi del bilancio e della sua approvazione. Per cui dicevo, l'incoerenza rispetto al fatto che c'è l'astensione sul documento che dà origine al bilancio e poi nello stesso bilancio di fatto c'è un voto contrario. Allora cerco di motivare io quali sono state le scelte dell'amministrazione. Cerco di farlo partendo da un presupposto importante, che il DUP oggi prevede nel triennio circa 30 milioni di euro di investimenti. L'assessore li ha anche in qualche maniera elencato, sono stati aggiornati, ed è un DUP che tiene principalmente, sfociando nel bilancio, ed io intervengo nell'approvazione del bilancio, che tiene in maniera primaria in considerazione le famiglie, il mantenimento della struttura di questa città e soprattutto dei ceti più deboli, perché in questo bilancio ci sono fondi per i nuclei familiari in difficoltà, ci sono fondi per quelle famiglie che dovrebbero ammettere al mondo dei figli, no? Per cui dei contributi per queste famiglie, ma c'è soprattutto un'attenzione per tutti quei servizi a domanda individuale che non sono stati minimamente toccati e, come io ho più volte evidenziato a questa Assemblea, a questo Consiglio, se li mettiamo insieme e vanno dalle mense al trasporto scolastico piuttosto che al centro estivo, danno la possibilità ad una famiglia di risparmiare dai 3 ai 4 figli, da una famiglia i cui componenti sono dai 3 ai 4, per cui papà, mamma e 1 o 2 bambini, ad un risparmio rispetto
alle realtà vicine di circa 1.400-1.500 euro, che non sono poca cosa, considerato gli stipendi normali, gli stipendi che non sono poi adeguati al costo della vita. E dicevo, un'attenzione particolare al territorio perché questo bilancio tiene conto anche di una riduzione sensibile degli oneri di urbanizzazione. La filosofia che abbiamo sposato è stata quella di non edificare all'infinito. Ci sono realtà molto vicine alla nostra, che non voglio citare, che hanno anche il quadruplo degli oneri di urbanizzazione in termini di previsioni di entrata. E tutti quegli oneri, vi assicuro, sono necessari per finanziare la parte corrente del bilancio. Per cui l'attenzione è stata anche quella di dire, ci fermiamo, preserviamo il nostro territorio e soprattutto quello che comunque incassiamo non lo usiamo per drogare il bilancio. Cosa vuol dire drogare il bilancio? Vuol dire che nel momento in cui non si potrà più costruire, quelle risorse non possono più finanziare la parte corrente e se non possono più finanziare la parte corrente non possono più essere in qualche maniera offerti dei servizi essenziali alla cittadinanza, che sono anche quelli di pagare il personale, di pagare le utenze. È un'amministrazione che ha avuto attenzione in maniera particolare anche alla gestione, va detto, io ci tengo a ricordarlo, del demanio marittimo. Lo si dava per scontato, io credo che la città di Caore sia stata tra le poche realtà che abbia, gestendo la normativa che ci era stata messa a disposizione e anticipando naturalmente dei provvedimenti che sono stati poi successivi, come quello della proroga delle concessioni, proteggendo sostanzialmente, facendo delle gare secondo le norme, approvando un regolamento sul demanio marittimo e preservando la nostra offerta turistica. In altre realtà questo non è successo e tenete presente che alla comunità la gestione del demanio marittimo in questi anni è costata dai 600-700 mila euro, se ci mettiamo le 50 gare a 5.000 euro all'una solo in termini di pubblicazione, le consulenze, la redazione del regolamento sul demanio marittimo, il personale impiegato, le spese legali e le consulenze, ecco, io credo che avendo e non avendo alcun tipo di entrata su una spesa del genere, ci sia stata un'attenzione particolare, senza dimenticarci poi della riduzione dei trasferimenti, perché anche per le amministrazioni comunali le spese aumentano come aumentano per le famiglie, però di fatto quello che ci viene tolto sono, voglio dire, i trasferimenti. È una goccia, ogni anno una goccia sempre di meno. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare con le nostre risorse. Abbiamo cercato di privilegiare, questa è stata la scelta, facendo in parte pesare sull'offerta turistica, no, sui turisti, perché oggi Caore, lo vediamo in questi giorni, ha un carico antropico che è difficile da sopportare. E questo carico ha bisogno evidentemente di servizi, per cui nel piano triennale delle opere pubbliche si prevede la sistemazione e l'ampliamento del parcheggio scambiatore. L'obiettivo di questa amministrazione è quella di avere una città senza auto. E allora la domanda è, e la faccio a questa Assemblea, chi è contrario ad un obiettivo del genere? Chi è contrario a proteggere le famiglie? Chi è contrario, tenendo conto degli equilibri di bilancio, a non preservare questo territorio? Io sinceramente, dicevo, questo è un momento sempre particolare, che è quello di motivare anche le scelte che si hanno rispetto ad un documento come questo, che è importante, che prevede l'approvazione del bilancio annuale e triennale, di conseguenza una proiezione per i prossimi 3 anni in termini di investimenti, in termini di politiche sociali, in termini di sostenibilità per l'ambiente. Ecco, io credo che questa amministrazione abbia posto attenzione a questi elementi. Proteggere le famiglie, il sostegno alle famiglie, il sostegno alle persone più fragili, il sostegno a certi servizi essenziali, penso alla scuola di San Giorgio. Non è che ci siamo inventati di fare la mensa nuova perché volevamo spendere i soldi. La mensa nuova è frutto di un progetto, di un accordo che verrà presentato alla cittadinanza sul fatto che evidentemente, mancando i ragazzi, tra San Giorgio e la salute e di conseguenza tra le municipalità di Caore e di San Stino di Livenza sia in procinto, anzi si è chiuso un accordo che deve essere formalizzato, di alternare i servizi, per cui
a Caorle, a San Giorgio di Livenza, verrà chiusa la scuola materna e i bambini confluiranno in quella della salute, e viceversa però la scuola elementare va potenziata. Per cui abbiamo colto l'occasione di finanziare l'ampliamento della mensa con i fondi del PNRR, portando a casa 600 e rotti mila euro rispetto agli 800 di spesa, ma cercando di dare un servizio alle famiglie e di fare che cosa? Di anticipare, e questa è la programmazione, di anticipare degli eventi che prima o dopo avverranno, perché se noi pensiamo che tra le due frazioni nel 2023 sono nati 14 ragazzi, questo vuol dire che difficilmente tra le due comunità riusciremo a fare una prima classe. Ci tengo a sottolineare che il frutto dei bilanci di questi anni è sfociato anche in tutta una serie di provvedimenti e di programmazione che va ricordata. Noi abbiamo come documenti di indirizzo alla progettazione in corso di elaborazione 6 progetti, come documento di indirizzo alla progettazione elaborati e approvati 17 interventi, come servizi di progettazione affidati sono 20 gli interventi, come progetti approvati 14 e come progetti in corso di elaborazione 16 ancora, come affidamento dei lavori sono 3, come appalti affidati 5 e come lavori in corso di esecuzione 9. Ecco, io credo che questa amministrazione in questi 3 anni, perché sono 3 gli anni passati, abbia elaborato un'infinità di documenti e abbia predisposto e sia in fase di esecuzione di una serie di lavori che raramente in passato si sono visti. E sono tutti lavori importanti di manutenzione, sono lavori di riqualificazione, io non li sto a citare perché sono evidenziati nel piano triennale delle opere pubbliche in parte, che prevede una programmazione di 30 milioni di euro. E io credo che una breve riflessione su questo tema andasse fatta con quelle 3 finalità a cui ho fatto riferimento, cioè la protezione delle famiglie e dei nuclei più fragili, con il preservare il territorio, ecco la riduzione degli oneri di urbanizzazione, per cui il costruire di meno, riqualificare l'edificato esistente, i provvedimenti di questa amministrazione, il fatto di dare la possibilità alle giovani coppie, e adesso gli interventi si cominciano a vedere, di avere la possibilità di acquistare casa e poter restare all'interno della nostra comunità senza emigrare, e che abbia tenuto conto anche dello sviluppo del turismo, certo, in parte caricando le spese con l'imposta di soggiorno, questo va detto, ma va detto perché quelle spese, e non possono pagare solo in pochi, cioè non possono essere solo i turisti quelli che sono registrati, dovremmo evidentemente nel tempo, e dicevo prima, nel piano triennale c'è anche l'ipotesi del secondo accesso e dell'ampliamento del parcheggio scambiatore, pensare in un futuro che non è quello prossimo, ma insomma in un intervento a medio termine, perché va anche detto che questa amministrazione si era fissata l'obiettivo dei 5 anni più i 10, di poter rendere veramente questa città sotto il profilo della sostenibilità vivibile, perché vuol dire fermare i domenicali, fermare quella massa di gente che oggi viene nella nostra città e beneficia di tutta una serie di servizi, non solo in questo periodo, penso soprattutto al periodo estivo, che è quello evidentemente più critico, e di pagarli questi servizi. Vuol dire fermare le macchine all'esterno della città e vuol dire anche mettere la città in sicurezza, avere un servizio di trasporto urbano gratuito. Ecco, questo è il sogno e l'obiettivo. Qualcuno potrebbe dire: caro Sindaco, non li realizzerai, cara amministrazione, questi 30 milioni? Certo che no, però sono progetti messi a disposizione della comunità che in parte verranno realizzati in questi 2 anni e mezzo che ci rimangono e che in parte verranno realizzate dalle prossime amministrazioni, mi auguro. È un patrimonio, perché anche quello dei progetti è un patrimonio importante che noi non abbiamo trovato e che serve per recuperare i fondi, che serve per attingere ai fondi dello Stato, della Comunità Europea. Noi abbiamo perso diverse occasioni, penso all'edilizia scolastica, non avevamo il documento di valutazione sismica di tutti i nostri fabbricati pubblici, ed è l'elemento essenziale per poter attingere, ad esempio, a tutti i finanziamenti sull'edilizia scolastica. Non li abbiamo trovati, li abbiamo dovuti realizzare, e di conseguenza, ecco, io credo che questi passaggi siano fondamentali.
Chi arriverà dopo, e mi auguro insomma, sia in continuità questa amministrazione, troverà un parco progetti che servirà evidentemente per ripartire in maniera istantanea su cose concrete con un progetto ben definito di comunità e di quello che noi vogliamo della nostra città, con un occhio di attenzione, come dicevo, alle famiglie, ai soggetti più fragili, ai soggetti più deboli. Non abbiamo mai fatto mancare il sostegno, ad esempio, in termini di contributo sugli affitti. Io credo che poche amministrazioni come quella di Caorle abbiano messo tante risorse a disposizione per i nuclei in difficoltà. In parte, questo va detto, insomma, l'assessore l'ha spiegato bene perché è sempre puntuale nell'esposizione dei dati e dei numeri, in parte è evidente, si fa gravare non tanto sui nostri imprenditori, ma sui turisti che sono coloro che beneficiano dei servizi. Credo che questo sia fisiologico, normale, con attenzione però a tutto quello che abbiamo detto. Grazie. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Passiamo al punto 8. Determinazione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi relativi alle opere di culto. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie. Allora, la legge regionale 44 dell'87 prevede che i comuni riservino annualmente la quota dell'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi a opere concernenti chiese e edifici religiosi. Rilevato che l'8% dell'introito stimato per oneri di urbanizzazione risulta pari a circa a 70.000 euro, tenuto conto che nei termini previsti sono pervenute le seguenti istanze. Una della parrocchia di Santo Stefano Protomartine, con la quale si richiede un contributo per il completamento del progetto di restauro delle superfici interne del santuario Madonna dell'Angelo, con una spesa preventivata di circa 229.577,76 euro, e una della parrocchia di San Giorgio Martire, con il quale si richiede un contributo per le opere di rifacimento delle linee principali della fognatura, afferenti alla Cappella Madre Maria, alla chiesa e al centro parrocchiale a seguito dei lavori di rifacimento di Piazza Libertà. La spesa preventivata ammonta a 25.492,91 euro. Ritenuto di assegnare la somma disponibile fino a esaurimento della stessa e con le seguenti cifre alla parrocchia Santo Stefano Protomartine 55.000 euro e alla parrocchia San Giorgio Martire 15.000 euro, si chiede di deliberare di atto che l'importo relativo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria è fissata a euro 70.000, salvo verifica consuntiva, e di approvare gli interventi e le relative istanze pervenute nei termini appena citati. Grazie. Interventi o chiarimenti su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo voto favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miolle. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Passiamo al punto 9. Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023. Relazione all'assessore Montisano. Grazie. Annualmente le amministrazioni pubbliche devono effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto nei casi in cui vi ricorrano i presupposti per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Questo secondo quanto previsto dall'articolo 20 del testo unico in materia societaria a partecipazione pubblica. Lo stesso articolo indica quali sono i casi in cui occorre procedere alla dismissione. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del testo unico, società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti.
necessità di contenimento dei costi di funzionamento, necessità di aggregazione di società aventi oggetto le attività consentite. Le informazioni utilizzate per la ricognizione delle società partecipate sono state fornite dalle società stesse, tratte dai loro bilanci e visure presenti nel registro delle imprese o ricavate dai rispettivi siti internet. L'analisi delle partecipazioni dirette o indirette riguarda gli enti aventi natura societaria in senso stretto ed esclude gli enti pubblici la cui partecipazione è prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge, la Fondazione Caorle Città dello Sport e l'Azienda Speciale Don Moschetta. Per il Comune di Caorle le società partecipate direttamente oggetto di indagini sono ASVO SPA, Atvo SPA, Consorzio Arenili Caorle, Livenza Tagliamento Acqua SPA, Veritas SPA. Al 31 dicembre 2023 per nessuna delle citate risultano sussistere i parametri per procedere alla dismissione, quindi le partecipazioni vengono mantenute senza alcun intervento. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Noi voto di astensione. Prego, Capogruppo Miollo. Noi esprimiamo voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari o astenuti? Passiamo al punto 10. Relazione di ricognizione... Sì, già fatta. Relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2023. Approvazione in relazione all'assessore Montisano. Grazie. Con l'entrata in vigore del decreto riordino, il 31 dicembre 2022 è stata determinata la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, con il fine di consentire agli enti di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi. Qualsiasi attività che si realizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi, viene considerata servizio pubblico. I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono quei servizi erogati verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato. Sono servizi che non si sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che potrebbero essere erogati ma a condizioni differenti, in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Sono attribuiti per legge o all'ente stesso che le ritiene necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità. Il decreto riordino stabilisce che i comuni, periodicamente, devono effettuare una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione che va aggiornata annualmente. Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, la gestione integrata dei rifiuti e il trasporto pubblico locale su strada, parliamo quindi di servizi pubblici locali a rete, le relazioni sono state richieste ai rispettivi enti d'ambito, che sono il Consiglio di Bacino di Venezia Bacino Venezia Ambiente, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e la Città Metropolitana di Venezia. Per i servizi pubblici locali non a rete, ossia i servizi cimiteriali, le luci votive, i parcheggi, gli impianti sportivi, il trasporto scolastico e il soggiorno montano climatico per anziani, le relazioni ricognitive sono state richieste agli uffici competenti per materia. Tutti i soggetti coinvolti hanno fornito le relazioni ricognitive al 31 dicembre 2023 richieste, che vanno ad aggiornare la situazione che con questa delibera andiamo ad approvare. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Anche noi voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Passiamo al punto 10. Surroga di un componente... scusatemi, sì, 11. Surroga di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale Don Moschetta. Richiamata la deliberazione consigliare 65 del 9 novembre del 2021, con il quale è stata eletta tra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale Don Moschetta la signora Tiziana Baradel, in rappresentanza della maggioranza consigliare,
Preso atto che la stessa, in data 26 novembre 2024, ha rassegnato le proprie dimissioni che sono state acquisite al protocollo dell'ente col numero 44274, è ritenuto necessario provvedere, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto aziendale, alla sua surroga come rappresentante sempre della maggioranza consigliare, avuto anche il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente del settore segreteria, invito il capogruppo di maggioranza a dare indicazione sul loro candidato, sul quale poi dovrà esprimersi il Consiglio a scrutinio segreto. Avete tutti trovato il bigliettino per procedere alla votazione. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Sentito il Sindaco, la Giunta e i consiglieri di maggioranza, abbiamo individuato come candidato al Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta la signora Laura Segala, in surroga di Tiziana Baradel. Grazie. Grazie, invito tutti a votare, potete inserire nell'urna e poi i 3 scrutatori possono arrivare al tavolo per lo scrutinio. Grazie. Prego, scrutatori. Io so leggere il linguaggio del corpo. Segala, 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 Bianca, Segala, 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 Laura Segala, Segala, Bianca, Bianca e Bianca. È stata eletta la signora Laura Segala. Con 11 voti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Dichiaro chiuso il Consiglio. Non ho la più pallida idea. Benissimo, grazie. È implicito nella taglia che portano queste magliette anche l'invito a condurre una vita più sana più morigerata e con maggiore sforzo. In ogni caso vi approfitto per augurare a tutti buona fine anno, buon inizio, ai presenti, a quelli che ci ascoltano da fuori, a tutta la cittadinanza. I presenti li invito anche a fare un brindisi qui adesso con noi tutti assieme. Grazie e buona continuazione.